Il canale Bisatto nasce dal lago di Fimon, con l'antico nome di fiume Sirone. Qui, in una caverna dei Colli Iberici, immaginiamo possa essere nata la civiltà dell'energia fossile, ad opera di Prometeo. Copri il tuo cielo, Zeus, col vapore delle nubi. Nulla puoi tu contro la mia terra, contro il mio focolare per la cui fiamma tu mi porti invidia. Qui resto, foggio uomini ad immagine mia, una razza a me simile, che soffra, pianga, goda e si rallegri. E di te, Zeus, non si curi come me. L'ambiente attorno ai Colli Euganei, che integra l'aspetto acquatico, è ricco di fauna e di flora, in particolare ricco di funghi, e il dottor Colombara qua accanto ci spiegherà con più precisione, con più dettagli che cosa. Allora, questo piccolo museo riguarda la flora e la fauna dell'ambiente collinare euganeo. In particolare qui ci troviamo nella saletta tematica dedicata ai funghi, alla micologia. Notoriamente nei Colli Euganei abbiamo delle formazioni vegetali, le più importanti sono il castagneto, il bosco misto e i latifoglie, e forse la vegetazione di gran lunga più importante, perché rappresenta un vero e proprio relitto, è la boscaglia termofila a macchie mediterranee.